dall'esterno sembrano sempre scontate, no? Perché siamo la Torres, perché non c'avevamo il Torres, perché la Torres, la storia, l'Estato, Marzo Lepri, poi c'è le partite con la realtà, con le squadre che non ti concedono niente, come è giusto che sia, e diventa tutto più complicato. È chiaro che poi quando mancano 4, 5 titolari, un pochino, ma neanche più tanto si risente sotto il punto di vista qualitativo. Però credo che questi ragazzi, tutti abbiamo veramente fatto il massimo. Abbiamo recuperato 15 punti, mi sembra uno stantino. È stato uno sforzo enorme, però credo che la soddisfazione sia molto alta da parte mia, da parte di tutti, perché è stato veramente un lavoro molto. Ora speriamo di recuperare quanto più uomini possiamo, recuperare le energie nervose massimali, perché le finali si giocano sui nervi, più che sul fisico, sulla tecnica, sulla tattica, e speriamo di arrivare al top in queste due partite che ci separano da un risultato importante. Oggi abbiamo visto come staccare la partita, adesso so che non è chiaro che lui poi con questi campi asciutti, con la velocità che ha, può essere così in più, ci aspettavo molto anche da lui, però credo che tutta la squadra, insomma, c'erano tanti giovani, fattori tanti giovani, sia stata una bella soddisfazione per tutti. 14 risultati ultimi consecutivi, protagonista assoluto, soddisfazione da una parte e rimpianti dall'altra. Ma rimpianti, io credo che ho sempre pensato che non c'è cosa peggiore per rimpianti nella vita, nel calcio in modo particolare, visto che facciamo questo noi. Non abbiamo il tempo più di pensare a questo, a quello che poteva essere, a quello che è successo, la partita di oggi. Dobbiamo recuperare velocemente testa, più giocatori possibili, abbiamo gente che è importato da tanto tempo come Spinola, non riusciamo a recuperarlo. Oggi non ha giocato Sacrizio perché era diffidato, avevo paura di caso, all'inizio era preso una pubalgia, lo stesso Bianco, Mannoni ora è stato queste due partite, dobbiamo recuperare un attimino un po', oltre che fisicamente, ripeto, la testa di tutti, vedere quali sono quelli che sono più in condizioni mentalmente di poter giocarsi due partite così importanti, no? Però io credo che la squadra stia bene, motivata, anche oggi con tanti innesti nuovi abbia risposto con forza. Questa è stata un'altra vittoria voluta a tutti i costi, insomma, dai, abbiamo tenuti lì per un credo di mezz'ora nel secondo tempo, finché non l'abbiamo stanato, qualche fortunosamente su quel tiro lì, però per la squadra insomma, non hanno fatto un tiro loro per noi, credo una quindicina di occasioni importanti, quindi vediamo quello che succede. Sicuramente è difficile, io credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Più di questo credo che non potevamo fare. Abbiamo siamo arrivati secondi, praticamente come numero, come punteggio, recuperando i tutti, e lo abbiamo fatto mantenendo una condizione ottima. Quindi mi fa sperare. Poi è chiaro, le partite si giocano, ora si gioca su un'inventiva, su una situazione, però la squadra è pronta, insomma, è una squadra che ha